Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per le indagini svolte che hanno consentito di individuare il responsabile dei tentati furti che sono avvenuti l'anno scorso in città. Mi sento anche di sottolineare un aspetto importante, cioè l'aumento dei militari, della presenza dei carabinieri in città, e che unitamente al lavoro della polizia locale sta dando buoni risultati sotto l'aspetto della sicurezza urbana. È stato individuato e denunciato l'autore di 3 tentati furti ai danni di esercizi commerciali commessi nella notte del 23 maggio scorso in città. Si tratta di un 21enne marocchino disoccupato e con precedenti di polizia, regolarmente presente sul territorio nazionale, residente in provincia dell'Aquila, ma di fatto domiciliato a Vittorio Veneto. L'identificazione è stata possibile grazie ad un'intensa attività investigativa che ha incluso, oltre all'analisi delle immagini di videosorveglianza, anche molte testimonianze di titolari e cittadini. Ad essere oggetto delle tentate spaccate, tutte nella stessa notte e con modalità analoghe, furono i bar Il Ventennale in via Martiri della Libertà, il bar San Marco in piazza Foro Boario e la pasticceria Dolomiti in piazza Flaminio. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nord aliquota radiomobile, si sono concluse nella mattinata del 22 gennaio.